Noi abbiamo visto, e questo lo registriamo nei nostri modelli, che le misure di contenimento del contagio e quindi le misure restrittive comunque pagano sempre. Allora, c'è il caso estremo di Wuhan e poi ci sono anche queste ordinanze che abbiamo portato avanti. E dico che, e lo dico ai cittadini, ai quali auguro una buona domenica per quanto sia possibile, dico ai cittadini che è un sacrificio che facciamo oggi per vivere meglio domani. Dico ai cittadini che questo sacrificio rappresenta la vera cura al coronavirus. Guardate che per assurdo se chiudessimo tutto, come ho sempre sostenuto, il virus non troverebbe più diciamo, corpi umani liberi da colonizzare. Avete visto che il governo questa notte, nottetempo, ieri sera sul tardi, ha deciso di predisporre un DPCM del quale ancora non si ha il testo, ma abbiamo capito che parla di chiusura delle aziende fino al 3 di aprile, dei cantieri e di molto altro. Proprio in linea con quello che vi ho sempre detto, queste sono misure che poteva adottare solo il governo. Io sono stato criticato una quindicina di giorni fa perché ho detto che ci vorrebbe il coprifuoco. Siamo arrivati al coprifuoco. Ovvio è che poi ci saranno delle deroghe giuste rispetto ad alcune aziende che debbono garantire filiere importanti, che sono quelle medicali, che sono quelle dell'agroalimentare. Ai cittadini dico di non farsi prendere dal panico rispetto all'agroalimentare perché è garantito, non c'è al momento nessuna visaglia secondo la quale bisogna cominciare ad andare a fare magazzino in casa di prodotti. Evitiamo di farci prendere dal panico e di affrontare anche questa nuova sfida. Ne verremo fuori. Io dico che noi stiamo lavorando per venirne fuori con i danni minori possibili.